Buonasera signori e signori, stasera andiamo a presentarvi un'altra ricetta sfiziosa della tradizione, che sono le polpette in umido. Adesso vado subito a presentarvi gli ingredienti. Avremo bisogno di circa 500-600 grammi di salsiccia pepata. Avremo bisogno di circa 1 kg di macinato misto, 4 uova, un po' di sale e del pangrattato quanto basta. Saranno all'incirca un 300 grammi circa. Primo procedimento da fare sicuro è mescolare molto bene il macinato con la salsiccia e amalgamarli. Ora che abbiamo amalgamato molto bene insieme la salsiccia e il macinato, ci andiamo ad aggiungere le uova e un pizzichino di sale. Ricordatevi che abbiamo già messo la salsiccia che è già salata e il pepe non ce lo andiamo a mettere perché la salsiccia è pepata. Ora che abbiamo amalgamato molto bene le uova all'impasto, andiamo ad aggiungerci a questa miscela di pangrattato e formaggio grattugiato. Quanto ce ne ho messo di pangrattato? Adesso noi abbiamo detto che ce ne andremo a mettere circa 300 grammi, tra i 250 e i 300 grammi. Io ci ho messo una manciata, un 50-70 grammi di parmigiano. Perfetto, ora abbiamo finito di amalgamare anche il nostro pangrattato e il nostro parmigiano. Adesso facciamo delle polpette, delle dimensioni che più ci aggradano, e andiamo a preparare una base di cipolla tritata e pomodoro in passata. E dopodiché andremo a metterci direttamente la forma della nostra polpetta direttamente all'interno del nostro fondo. Intanto prepariamo il nostro soffritto mettendoci della cipolla, dell'olio e mettiamo tutto a fuoco bassissimo, ricordando che la cipolla non deve dorare ma deve imbiondire, quindi ci aiuteremo con un goccino di acqua. Ora la nostra cipolla è imbiondita, procediamo ad aggiungere la salsa di pomodoro. Abbiamo formato le nostre polpette, andiamo ad aggiungerci un goccino di acqua, ecco qua. E andiamo a coprire con un coperchio, aspettiamo un'oretta circa per la cottura. Dopo un'ora circa, un'oretta abbondante, le nostre polpette sono pronte con un buon sughetto. Ricordatevi di servirle magari accompagnati da un bel bicchiere di vino rosso e guardatevi anche la ricetta della piadina che con un po' di verdure grigliate stanno benissimo insieme alle polpette.